La solidarietà no a confins lo sa ben Enzo Missoni, 86 anni, originari di Tarvis, di Ains volontari, che in tal 1987 si è trasferiti in Africa, in Burkina Faso, un dei paesi più puers de Africa in tal monte. A Kudogu la mettuto in pis il centri OSIS, che offrisce assistenza alimentare, sanitaria e scolastiche ai frus che soffriscono di malnutrizione. A ogni principio di anno scolastica, i piccoli Arlevs avevano consegnato un kit di cancellerie, materiali che li sfameis non può permettersi al suo centri si coltivi in fasuice, volis e badiglis e ogni raccolte e occasioni di feste per ogni etate. O sono nasciute e cresciute in un paese dove non mi mangiava nui e tarvis da piddes mons in una famedula che mangiava a sazietate. Ue non sospiri nui di tutte queste esperienze di vita, ma o sintana nostalgia de mia madre region. O vivi in Africa, o adore questi stieris, ma il mio carattere di on furlan non è cambiata, dice, e neanche non è cambiata la mia fede. Mi refudi di abbandonare i miei fradis, Burkinabè, anche se a me età potrei schiampare per poter delle insicurezze, perché tanti dei miei figli sono golati, hanno lasciato da urlore, vedo i se Walfins, che il Signore non svegli in aiutori per portare la pace in tutto il monte. Enzo Missoni ha avuto diversi riconoscimenti al suo paese, tra che in tal 2023 che il di grande ambasciatore di pace dal Burkina Faso. A son tanti di sfidi che il centro ha di fronte sua missione di contribuire al benestare e a felicità delle popolazioni più vulnerabili. In grazie dal nuovo governo la situazione sicurezza legata al terrorismo e da ora migliorà a pet da anni di prime. Ma i problemi, c'è che la carenza di aghe e le epidemie di malattie conosciute, c'è che dengue, a son diffondus antimò e a causa in tantis muars improvisis. Quindi più per via di insicurezza in qualche ville, gli agricoltori non sono in stato di lavorare ai loro camps, con aumento conseguente ai prezzi dei prodotti alimentari. Ogni aiutori che può derivare emissioni redute dal Friuli le preseate. Il Circolo Furlan Giovins di Sierra Gaúcha di Bento Gonçalves in Brasil, tanto attivo in tal promuovi la cultura furlane sul territorio, le sta protagonisti di poco di importanza vegnimens. Ha celebrato il prim risveglio di primavera a Belomonte, cittadina abitata per più di discendenze furlans, presentando un dopo di misdì a insegne de musiche, de danze, de tradizioni furlanis, in armonia con gli sbielecis naturali di Belomonte do Sul. All'avvenimento che hanno partecipato le autorità, sia abitanti più anziani dal paese e tanti persone si interessati a conoscere un po' di più dal Friuli Venezia Giulia, si sono esibiti per prime volte la Corale Ecos do Friuli e il gruppo di danze furlane Duchidoi Nascius per volontà dal Fogolar. E dai 14 ai 19 di ottobre a Bento Gonçalves il Fogolar ha partecipato insieme ai Surs Marielle e Michel Bonetti, mosaicisti diplomati maestri e scuole di mosaici di Spilimberg, a realizzazione di opere pubbliche collettive in mosaica artistica che affigurano bottiglie di vin con un calice e tanche simboli de città conosciute e tanche capitali brasiliane dal vin. Une opere proiettate fatte di mans furlanis, finanziate dal Fondo Municipale di Cultura di Bento Gonçalves. E alle dut per usgnot gnovis, os da appuntamento a lunis prossimo, mandi e buone serate di Viodisi.